Qual è lo stato di salute di Etra? Come opera? Quale futuro l'attende e quale opinione ne hanno i suoi cittadini utenti? Sono queste solo alcune delle domande a cui hanno cercato di dare risposta gli stati generali di Etra, ospitati oggi al Museo Civico di Bassano e che hanno visto la presenza di tutti i sindaci soci della Multiutility, oltre che del governatore del Veneto Luca Zaia. Nell'occasione è stato reso noto l'esito di un'indagine tra gli utenti che ha premiato Etra. Il 94% degli utenti intervistati ha detto che questa società è una società che svolge servizi efficienti, servizi buoni, e questo grazie a un sistema, ad una rete anche di sportelli, di dipendenti che sono quotidianamente a fianco dei cittadini. Una soddisfazione, quella per il lavoro svolto da Etra, assolutamente condivisa anche dagli stessi sindaci. Siamo assolutamente soddisfatti rispetto a quello che l'azienda sta facendo. Sicuramente si può fare di più, ma sicuramente presenteremo al Presidente Zaia una situazione, una Etra molto efficiente. Ma lo sguardo ovviamente è andato soprattutto al futuro dell'azienda e allora è inevitabile parlare di possibili aggregazioni. E su questo chiediamo che la Regione, come ha detto il Presidente Zaia oggi a questo convegno, svolga una funzione di facilitatore, cioè consente, crei il clima e l'ambiente più favorevole per una aggregazione. Noi stiamo già guardando ad alcuni player regionali, vogliamo rimanere in Regione, vogliamo fare degli accordi con soggetti della Regione Veneto.